Il gruppo spontaneo Amare Stramare vi invita al terzo appuntamento dei venerdì di luglio nel Borgo, edizione 2025. Il terzo appuntamento si terrà venerdì 18 luglio e sempre nella piazzetta antistante la chiesetta. Un vecchio proverbio dice: dopo piena panza una fumata fa sostanza, perché secondo l'opinione dei fumatori dopo il pranzo una fumata sembra aiutare la digestione. Soprattutto un tempo il tabacco rappresentava un piccolo piacere sociale a cui ricorrevano sia gli uomini che le donne e che ci riportano a quando i contrabbandieri attraversando il massiccio del Grappa arrivavano dalla Val Stagna, dalla Val del Brenta per portare il tabacco foresto, quindi il tabacco di contrabbando che di notte poi riuscivano a smerciare durante i filò serali. Il tabacco ha rappresentato anche una forma importante di occupazione femminile, soprattutto nella zona della Castellana, dove impiegavano tantissime donne che erano note come le tabacchine. Di questo parlerà Sergio Pietrobon, che è un ricercatore e un narratore, nonché facente parte del Consorzio Tabacchicoltori di Castelfranco. Accenneremo poi alle pipe artigianali di Borso del Grappa, una lavorazione e una tradizione nata nell'Ottocento nella vicina Borso del Grappa, dove costruivano pipe artistiche in legno di marasca che durata fino a pochi anni fa e che è diventata poi una forma artistica e di collezionismo. Lo faremo con Giancarlo Dalmoro e Michelino Fabian, che sono dei collezionisti e ci porteranno qualche esemplare di pipa veramente particolare. La serata sarà poi allietata da Riccardo Mosi, che ci racconterà di come il sigaro è diventato un piacere per cultori e lo farà a nome di Ambasciator Italico, moderno opificio del sigaro italiano, che è una delle ditte produttrici di sigari più importanti d'Italia. Per dimostrare poi come il tabacco possa essere anche hobby, competizione e divertimento, avremo gli ospiti del Calumè Pipa Club di Cornuda col presidente Fiorenzo Ceriali, il quale ci racconterà di cosa sono le gare di fumo lento, delle piccole competizioni in cui chi gareggia ha a disposizione, mi sembra, 3 grammi di tabacco e devono fare durare la brace il più a lungo possibile. L'appuntamento quindi al terzo venerdì di luglio nel Borgo di Stramare è per il 18 luglio alle 20:30. Ricordiamo ancora che invitiamo le persone a percorrere il Trodo delle Acque in modo da fare una bella passeggiata lungo il torrente e raggiungere il borgo a piedi per evitare intasamenti di auto.